Sembrano passati i tempi bui, quelli dei segni meno davanti ai numeri che identificano lo stato di salute dell'economia bellunese, e in provincia la luce in fondo al tunnel è tornata a brillare come ai tempi d'oro grazie al comparto dell'occhialeria che nel primo trimestre 2019 ha fatto segnare un exploit, più 8,4%, l'indicatore che spicca sfogliando i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno, in sorpasso rispetto alla media regionale ferma all'1,8%. Abbiamo dati positivi, insomma, l'anno scorso avevamo un po' di contrazione sul mercato dell'occhialeria, però è in ripresa. Le vendite all'estero dell'occhiale rappresentano oltre il 72% dell'export provinciale. La situazione è buona tanto nei mercati dell'Unione Europea quanto nei mercati internazionali. Stazionarie le esportazioni negli altri settori, più 1,6%. Complessivamente i valori esportati aumentano di oltre 130 milioni rispetto ai primi 6 mesi del 2018. Crescono in particolare i flussi verso gli Stati Uniti, ma cresce a due cifre anche l'export verso il secondo mercato extracomunitario, Cina e Hong Kong. Voce fuori dal coro la Turchia con un calo del 4,3%. Indubbiamente Belluno però ha un'opportunità legata agli eventi che avremo in calendario 2020 e 2021 e le Olimpiadi, che possono ridare lancio all'economia, alle infrastrutture e soprattutto alle imprese del territorio, che non vuol solo dire imprese legate al turismo. Indispensabile per Pozza continuare a fare sistema anche in considerazione delle prossime sfide in una provincia che ha nelle sue Dolomiti il marchio di qualità più diffuso e conosciuto nel mondo. A tale proposito il presidente dell'ente camerale ricorda l'importanza del rilancio del nuovo centro estero delle Camere di Commercio Venete, che a fine ottobre porterà in Veneto la 28ª edizione della Convention mondiale delle Camere di Commercio italiane all'estero, che coinvolgerà gli enti di Belluno, Treviso, Padova, Venezia e Rovigo, con l'intento di promuovere le occasioni di incontro fra imprese del territorio e possibili partner esteri.